Sei il regista di un film western che verrà girato la settimana prossima. Improvvisamente al provino si presenta un ragazzo che si chiama Luciano Spalletti, ok? Che ci tiene a partecipare come attore. In che ruolo lo impieghi? Un western? Mhm. È il cowboy subito. Cowboy? Sì, sì, Ah sì? subito. No, sceriffo. No, cowboy. Perché cowboy? Perché lui può avere questo, diciamo, questo atteggiamento di un po' misterioso che non vuole fare per la giustizia e che anche vuole contro, diciamo, le regole, quindi secondo me un cowboy sarà bene per lui. L'estate prossima uscirà un film che racconta questa stagione, 2021-2022. Il produttore, tale Aurelio, pretende che tu scelga il titolo già oggi, anzi adesso. Che titolo gli dai? Questo è difficile. In memoria a Maradona, direi. Che bello! Questo è un titolo bellissimo. Penso che sarebbe bello. Pure con un scudetto Sarebbe sarebbe ancora più bello. Sì, sarebbe ancora più bello, è vero. Anche perché Maradona ha parlato benissimo di te. Che effetto ti ha fatto quando ha detto che eri un grande giocatore, che ti avrebbe visto bene al Real Madrid, al Barcellona? Pensare che una leggenda come Maradona che parla di te, che dice queste parole, penso che non sono tutti i giocatori che possono godere di questo, quindi ho avuto la fortuna di avere queste parole da lui. Poi gli ho mandato una maglietta e gli ho detto che lo aspettavo a Napoli e ho avuto la fortuna di vederlo contro il Real Madrid e sono stato molto felice. Hai scelto un titolo bellissimo, secondo me, per il film di questa stagione. Sempre questo stesso potentissimo produttore di nome Aurelio ti commissiona un film biografico sul tuo compagno Osimhen. Che storia racconti su Victor? Victor, la storia che potrei raccontare, direi il primo anno suo che è stato molto difficile perché però nessuno l'aspettava a quel livello che ha oggi e che non ha finito di dimostrare, penso che ha ancora tante cose dietro che la gente vedrà in questa stagione e le stagioni a venire. Che sia un giocatore fortissimo lo sta dimostrando. Che ragazzo è invece? Un ragazzo veramente tranquillissimo, umile, che fa pure ridere, scherzi ai suoi compagni, soprattutto con Manolas. Se lo vedete a volte fa gol e balla con Insigne, quindi veramente una persona straordinaria e io lo voglio aiutare in quello che vuole diventare perché se lo merita. Sempre a disposizione di tutti, quella è la bellezza che lui fa vedere da fuori. Io gli dico chapeau. Credo che Spalletti abbia toccato proprio il click, il pulsante giusto, no? Per fargli fare quel salto di qualità di cui aveva bisogno. Sì, penso che l'ha un po' caricato perché quando è arrivato si è messo subito dietro di lui a spingerlo, a dirlo quello che non faceva bene e quello che faceva bene. Io posso dire che quello che le ha aiutato anche tanto è stato Gattuso l'anno scorso perché l'ha dato tanta forza, tanta fiducia e poi il mister Spalletti quando è arrivato è andato veramente dove Gattuso era, quindi è aiutato tantissimo e vediamo che questa combinazione gli dà frutta oggi.